È imbarazzante pensare che una persona in casa propria, durante un'aggressione, non possa difendersi. 4 anni e 11 mesi di carcere più un risarcimento al ladro di 24.500 euro, la sentenza con il quale il Tribunale di Padova ha condannato Walter Onichini per aver sparato e ferito un ladro fuori dalla sua villetta di Legnaro non poteva certo passare inosservata. È una sentenza che genera polemiche e accende discussioni anche a livello nazionale. Lo chiami dibattito, io dico che siamo davanti a situazioni imbarazzanti, non do colpe alla magistratura ma le do al Parlamento, perché il Parlamento potrebbe riunirsi anche in queste ore a costi zero, potrebbe inasprire le pene, darci la certezza della pena, introdurre la legittima difesa e dar modo alle forze di polizia di poter esercitare le loro funzioni e magari ogni tanto manettare, usare il manganello se serve e non girare con il galateo. Ecco, tutte queste cose si possono fare a costi zero. Tra chi ha manifestato solidarietà al macellaio di Legnaro davanti al tribunale, la sentenza di Padova appare come una legittimazione del furto. L'avvocato di Walter Onichini, Ernesto De Toni, ha ricordato come, a differenza del suo assistito, che si trovava in aula a rispondere delle proprie azioni, il ladro, che è stato condannato a risarcire, al momento si trovi in Albania.